Si trova ricoverata in gravissime condizioni al San Bortolo di Vicenza nel reparto di rianimazione una donna di 69 anni di Marostica che in sella alla sua bici si è scontrata contro un'auto condotta da una 42enne di Cartigliano. L'incidente stradale all'incrocio tra le vie Gobbe e Roma nella città degli Scacchi. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della locale stazione pare che l'anziana sia uscita dalla laterale via Gobbe dove vive per immettersi in via Roma proprio nel momento in cui arrivava una Volkswagen T-Roc. L'autista, seppur procedendo a bassa velocità, dato il traffico mattutino dell'ora di punta, se la sarebbe trovata davanti all'improvviso. La ciclista è carambolata sul cofano del veicolo per poi finire sull'asfalto. Disperate le sue condizioni, tanto che è stato necessario allertare l'elio soccorso di Treviso che l'ha trasportata al nosocomio Berico dopo che è stata intubata sul posto dai sanitari del SUEM di Bassano. Pesanti disagi al traffico, con la strada bloccata per oltre un'ora per permettere lo sgombero dei mezzi e i rilievi del sinistro.